una giornata che si parla di sport paralimpico e non solo, di inclusione lavorativa, di calcio paralimpico. A Villorba avvia la prima edizione del Festival dell'Inclusione, giornata dedicata all'integrazione delle persone con disabilità nella comunità sportiva, tra momenti formativi e momenti di intrattenimento, un'esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti. La cosa bella del Comitato Paralimpico, di Special Olympics, di tutte le società e di tutte le istituzioni che si stanno mettendo in gioco per creare inclusione insieme al Comune di Villorba è proprio quello di dare a tutti l'opportunità giusta, quindi lo sport giusto per tutti. Abbiamo bisogno di queste amministrazioni, di tanta gente della cittadinanza, di far passare questo messaggio, perché sono tanti che fanno attività sportiva, le persone con disabilità, ma sono ancora tante, troppe, che non si avvicinano. Obiettivo del festival: promuovere l'integrazione delle persone con disabilità nella comunità sportiva, aprendo così loro nuove porte all'inclusione sociale. Più di 50 le famiglie che solo nel territorio villorbese sono coinvolte nella realtà della disabilità. L'importanza di questo festival per noi come Comune di Villorba è sensibilizzare tutte le attività sportive, considerando che a Villorba abbiamo 2500 atleti che fanno sport e abbiamo più di 35 attività sportive, discipline sportive diverse l'una dall'altra, e sensibilizzare ad aprire le porte all'inclusione, dare la possibilità alle persone disabili di praticare lo sport. Non solo sport, il festival promuove anche l'inclusione in tutti gli altri campi, dalla cultura all'arte al mondo del lavoro. In Italia soltanto il 20% delle persone con disabilità lavorano e rispetto all'Europa che siamo al 50%. Parlare di disabilità e lavoro è fondamentale. Ricordiamoci che il lavoro dà l'opportunità a tutti di autorealizzarsi